Sesta corsa, premio Bordeaux S, sono femmine anziane, 8 al via. 1 Uffa Griff, Adrian Gioni, 2 Urania Dasolo, Vincenzo Romualdo, 3 Uvella Vez, Vincenzo Piscoglio, 4 Tuberosa, Federico Esposito, 5 Vaciglia, Marco Stefani, 6 Maine, Roberto Vecchione. In seconda fila 7 Vitamar, Maurizio Cheli, 8 Visipan, Salvatore Valentino. Vediamo di galoppo Vitamar, che perde metri, molti metri, praticamente fuori corsa. Stacco della macchina, l'errore di Uffa Griff e l'errore anche di Tuberosa. Quindi è il 3 di Uvella Ves che va al comando. Tuberosa davanti squalificato. a Vaciglia, poi numero all'esterno 1 Maine. Uffa Griff squalificato. Davanti a Urania Dasolo in terza posizione, poi più indietro Visipan, svelta Uvella Vesco, Vincenzo Piscoglio per i 15 i primi 200. Vitamar squalificato. Roberto Vecchione non perde tempo e lancia la figlia di Love You sulla battistrada e quindi Maine dopo 400 metri è la leader e la sua avversaria, praticamente erano una corsa 2, è squalificata, quindi Maine in vantaggio su Uvella Ves, poi Vaciglia, Urania Dasolo e Visipan. Arriviamo ai 600 in 46 con ormai le 5 rimaste tutte in fila indiana. In vantaggio Maine su Uvella Ves, Vaciglia, Urania Dasolo e Visipan. Frazione davanti alle tribune in 15,4, primo giro in 1,14. L'elegante Maine, portacolori di May Wolfgang May, è in vantaggio su Uvella Ves e Vaciglia. Intanto Visipan prova a spostare dalla corda, chilometro in 1,17,2, retta di là, Maine in vantaggio su Uvella Ves e Vaciglia, Visipan che prova a perseverare, poi Urania Dasolo, siamo a poco più di 400 metri dalla conclusione con Maide salda battistrada su Uvella Ves, retta di là passata in 15,1. L'unica che ci prova al largo è Visipan, ma ora il ritmo si fa più incandescente con Maine in vantaggio, Visipan avanza, poi Vaciglia dietro sempre Uvella Ves, ultima curva passata in 15,4, Maine ancora in controllo, retta d'arrivo con Uvella Ves che prova a buttarsi di dentro, ma Maine è ancora sicura in vantaggio e allunga facilmente, viene a dominare Maine, mentre la lotta per il secondo posto vede Vaciglia prevalere su Uvella Ves e Visipan. 30 arrivare, 14,6 la retta d'arrivo, quasi una formalità per Maine una volta dopo la rottura di Tuberosa, l'allieva di Roberto Vecchione, e Holger Ehlert è venuta a dominare e a cogliere la sua 14ª vittoria in carriera per questa elegante figlia di Love You. La quota in chiusura di 2,54.